Lasciami in pace, devo dormire. È il pretesto per cui un pluripregiudicato portato in questura per accertamenti ha sferrato un violento pugno in pieno volto al poliziotto che lo stava interrogando, procurandogli un trauma facciale con una prognosi di 10 giorni. È l'epilogo violento del controllo di una possibile intrusione in un appartamento di via Astichello operato dalla squadra volanti nella notte. Testimoni avevano allertato la centrale operativa, indicando l'esatta abitazione da dove provenivano rumori e voci sospette di due persone. Alla richiesta degli agenti di aprire la porta, gli occupanti si rifiutavano perché non in possesso delle chiavi, per cui venivano costretti ad uscire attraverso la finestra da cui erano entrati. Sarebbero stati invitati dal proprietario di casa attualmente all'estero di vigilare sull'abitazione e accudire il cane. Uno dei due uomini sospetti, un cittadino tunisino di 33 anni senza fissa dimora, è risultato avere a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e un ordine di allontanamento dall'Italia emesso dal questore di Modena. Per questo motivo il pregiudicato era stato condotto negli uffici della questura. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e portato in carcere in attesa di essere allontanato definitivamente dall'Italia.